Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan e dal Pala Ferrarin di Breganze. È domenica 5 febbraio, una domenica piuttosto freddina e un palazzetto purtroppo ancora desolatamente vuoto perché l'abilitazione a disputare le partite con il pubblico nel Pala Ferrarin di Breganze purtroppo non è ancora giunta dalle autorità preposte. Fra qualche istante dovremo commentare l'incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 1, scusate, di Serie 2, magari Serie 1, di Serie 2 hockey pista stagione 2022-2023 tra la formazione del Hockey Veneta Lab Breganze opposta alla formazione dell'associazione sportiva dilettantistica Hockey Montecchio Precalcino. L'incontro sarà diretto dal signor Alessandro Camonico. Le riprese sono della piattaforma digitale Hockey Pista Fisr TV. L'operatore è Marian Monteano. Tra qualche istante mi affiancherà nel commento l'amico e addetto stampa dell'Hockey Breganze Renato Sergio. Si tratta di un incontro importante per entrambe le formazioni. Montecchio, che al cospetto di un punto in classifica, ha necessità naturalmente di rimpinguare il proprio bottino di punti per poter aspirare alla salvezza, che pare essere questo l'obiettivo della formazione biancoverde. Primo anno in A2 come seconda squadra, perché c'è stata la storica promozione in A1 dell'Hockey Club Montecchio Precalcino al termine della passata stagione. Hockey Club Montecchio Precalcino che fa ora il suo ingresso in pista, mentre il Breganze era già entrato in campo qualche istante fa. Si diceva appunto dell'importanza della classifica, perché comunque in un campionato che vede ai nastri di partenza 10 squadre, quindi 18 partite, tutti i punti sono importanti, gli spazi per recuperare in classifica sono esigui e questo campionato di A2 peraltro lo sta confermando, nel senso che non ha ancora un padrone, anche se in realtà una capolista c'è ed è solitaria, ed è l'Hockey Modena. Ma Breganze, vincendo questo incontro, ha la possibilità di raggiungere appunto la formazione giallo-blu e quindi siamo ancora in una fase caratterizzata da incertezza, nel senso che non c'è ancora una squadra per esempio a punteggio pieno. Breganze ha lasciato per strada con 2 pareggi il bottino di punti che poteva essere magari maggiore rispetto magari alle aspettative della vigilia di questo campionato, ma tant'è. Con il del passato sono piene le fosse, come diceva qualcuno, e quindi si deve guardare avanti, si deve guardare il futuro e si deve guardare per esempio a questa partita che ha le sue insidie, perché comunque è un derby. La formazione biancoverde giustamente dal suo punto di vista non regalerà nulla, è una formazione caratterizzata da soprattutto giovani provenienti dal vivaio della formazione biancoverde e da qualche ex, in primis Matteo Dalla Valle, cresciuto qui nella società rossonera, cresciuto da Stefano Volpe, e che da qualche anno a rinforzare la corte della formazione del presidente Tiziano Riva. Ma diamo allora lettura delle formazioni che daranno vita a questo incontro, passando la parola al nostro amico Renato Sergio. Ciao Renato. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli appassionati di hockey. Sì, questa, come ho appena annunciato le squadre in campo, ospite il Montecchio Precalcino, che vede con il numero 1 Carlo Sanson, con il numero 2 Matteo Pace, col 7 Filippo Tiella, con l'8 Davide Zanini, con il 9 Nicola Pozzo, con il 13 Ernest Cinquini, con il 44 Michele Dalla Valle, con il 68 Pietro Garzaro, con il 77 Jonathan Gammone e con il 57 Matteo Dalla Valle, diretti da Zanfi Ivano. Per invece i padroni di casa dell'Hockey Breganze, il portiere col numero 26 è Marco Zanfi, poi abbiamo Ettore Barbieri, il 2 il capitano Silvio Costenaro, 5 Pietro Agostini, il 53 Stefano Dal Santo, 57 Ramiro Torres, il 28 Tommaso Battaglin, l'altro Tommaso è il Tommaso Volpe con il numero 87, con il 77 Alessandro Tognolo e con il numero 13 l'altro portiere del Breganze Elia Zen. Allenatore Nestor Perea e arbitrano la partita Canonico e Barbolan. Barbolan è l'assistente di Camonico al tavolo. Quintetti
per Breganze la formazione tipo, possiamo dire così. Elia Zen tra i pali, Silvio Costenaro e Stefano Dal Santo, che ha recuperato brillantemente il problema nell'ultimo incontro casalingo con il Modena, tra l'altro era sceso anche a Scandiano per in pista. E quindi Ramiro Torres e Pietro Agostini, anche se Breganze dobbiamo sottolineare l'assenza di Andrea Dalla Valle, ma ne riparleremo. Per quanto riguarda Montecchio, Matteo Dalla Valle tra i pali, Michele Dalla Valle, Matteo Pace, Zanini e Garzaro. Si è partiti subito, primo possesso per Breganze, la conclusione, subito attento l'ex di turno Matteo Dalla Valle. Tra gli ex di turno c'è anche Jonathan Gammone, una carriera nelle giovanili anche per il buon Jonathan, giocatore della formazione di A2 e allenatore dell'Under 15 del Montecchio. Montecchio è formazione che vanta 43 anni di storia e che ha conquistato una storica promozione in A1 al termine della scorsa stagione 2021-2022. Agostini in possesso. Abbiamo sottolineato, Renato, l'assenza purtroppo per il problema al ginocchio di Andrea Dalla Valle. Riparte Montecchio dopo una buona trama orchestrata sull'asse Torres Agostini. Qui c'è una potenziale ripartenza per Breganze. Torres in possesso di palla, ha superato la metà pista, lo scarico all'indietro di Stefano Dal Santo, il tiro di Silvio Costenaro, la seconda parata di Matteo Dalla Valle. Matteo Dalla Valle peraltro ha sempre dimostrato le sue ottime capacità tecniche. Riparte Breganze intanto, Montecchio molto basso in fase difensiva, girano a tre gli uomini di Néstor Perea a metà pista per prendere i giusti ritmi, per provare le giocate che caratterizzano l'organizzazione tattica della formazione rossonera. Qui c'è la conclusione ancora di Silvio Costenaro, ancora una volta pronto Matteo Dalla Valle. Breganze ha iniziato con un buon ritmo, tentativo di dai e vai con Dalla Valle che non trova però Matteo Pace. Ancora qui l'ottima giocata sull'asse Dal Santo, Torres, Agostini che sacca Breganze in vantaggio. La rete di Pietro Agostini. Mancano 23-13, meno di 2 minuti dall'inizio della partita. Breganze, si diceva Renato, che ha iniziato con ottimi ritmi l'incontro, anche con buona organizzazione, la palla che corre veloce, e questi sono i frutti, un ottimo inserimento di gioco a 3 Dal Santo con Torres sul fronte d'attacco alla fascia a sinistra, e poi l'assist per Pietro Agostini, che davanti alla porta non ha potuto fare nulla Matteo Dalla Valle. Quindi buon inizio per la formazione rossonera, Renato. Sì, come hai giustamente sottolineato tu, Fausto, l'assenza di Dalla Valle è un'assenza importante, anche se comunque sicuramente momentaneamente non è nelle condizioni di giocare, ma diciamo che la scelta della società è sicuramente stata preservare prima di tutto l'atleta, curandolo bene, cercando di non forzare ulteriori danni, ecco, che poteva causare il continuare a giocare. E prendo la palla al balzo con il gol di Agostini. Vista proprio l'assenza di Dalla Valle, è importantissimo che Pietro trovi confidenza con il gol, perché contiamo tutti sul suo apporto, soprattutto davanti alla porta. Assolutamente, c'è bisogno dei gol delle punte, l'abbiamo sottolineato più volte in sede di commento di questa stagione. Breganze aveva trovato un buon assetto offensivo con Andrea Dalla Valle, con lo stesso Ramiro Torres e qui con Pietro Agostini, quindi Breganze ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, anche se non disdegna le virtù realizzative di Costenaro e di Stefano Dal Santo. A segno lo scorso turno nella vittoriosa trasferta di Scandiano, vittoriosa e difficile. Attenzione qui, ancora una parata di Matteo Dalla Valle, ne stava per approfittare Ramiro Torres. Breganze che ha iniziato bene, ma non deve disunirsi, deve soprattutto gestire bene il possesso palla nel primo possesso, nella situazione di possibile ripartenza. Abbiamo visto qualche errorino di troppo, non sarà stato contento Néstor Perea, mentre è sicuramente contento di questa pressione alta. Ecco degli errori di cui si accennava qui, una leggerezza di Silvio Costenaro, la palla picchiata sui pattini di Ramiro Torres. Riparte velocemente Stefano Dal Santo, siamo dall'altra parte. La formazione ospite si è chiusa a riccio, si è subito rinfrancata, ha proseguito nel proprio atteggiamento tattico la formazione di Ivano Zanfi.
cioè difesa bassa, protezione del proprio estremo difensore, che Matteo Della Valle, che sin qui è stato sicuramente il migliore dei suoi, ha sventato le conclusioni dei rossoneri, a parte ha dovuto cedere all'ottima trama che ha portato al gol del vantaggio di Pietro Agostini. Qui c'è una possibile ripartenza per Matteo Pace, che ha giocato qui un paio d'anni fa con la formazione di Serie B. Riparte Braganza a campo aperto, 2 contro 2, Agostini e Costenaro. La conclusione di Pietro Agostini non trova la porta, era una buona trama comunque. Qui Zanini a contendere il possesso a Capitan Costenaro, alla meglio il giocatore ospite. Riparte Pietro Garzaro, il numero 68, lo ferma di giustezza, ci pare di poter dire Ramiro Torres, e quindi va a riproporre una nuova trama per i suoi. Ancora Braganza a girare a 3 a metà pista, ancora la formazione ospite a protezione. Qui l'inserimento di Ramiro Torres, che non riesce a controllare il passaggio di Silvio Costenaro perché è stato leggermente all'indietro, e allora dall'altra parte, attenzione qui, Garzaro aveva trovato Zanini, che non ha trovato la porta nella deviazione. È una buona trama questa orchestrata dagli ospiti. Ancora Garzaro alla conclusione, fa buona guardia Elia Zen, riparte Braganza rapidamente sull'asse dal Santo Torres. Pietro Agostini non trova l'ultimo passaggio perché si erano serrati i ranghi della formazione bianco-verde, e allora Braganza a scambiare a metà pista con il trio dal Santo, Torres, Agostini. In circostanza Silvio Costenaro a giocare da punta, la finta di tiro di Ramiro Torres, lo scambio ravvicinato con Dal Santo. Braganza sta giocando con buoni ritmi. Qui c'è un tentativo di giocata dietro porta, e l'arbitro assegna il possesso alla formazione ospite. Probabilmente un fallo di pattino commesso da Silvio Costenaro. Buona la trama di Ramiro Torres, che da dietro porta aveva cercato sul primo palo il capitano rossonero. 19:08 al termine della prima frazione di gioco, quindi Braganza in vantaggio, ha sbloccato rapidamente il risultato con Pietro Agostini. Montecchio comunque che a dispetto dello svantaggio non si è disunito più di tanto e ha prodotto qualche iniziativa interessante sull'asse Garzaro-Zanini, per esempio. Ha sottolineato sicuramente lo sforzo della formazione della società biancoverde, che ha vinto il campionato di Serie A2 lo scorso anno, conquistando una storica promozione in A1, e ha vinto anche il proprio girone di Serie B, conquistando a sua volta la promozione in A2. Quindi ha fatto l'unplane l'anno scorso il Montecchio. Tra l'altro Fausto, promozione ottenuta, e non me ne vogliano chi ci gioca adesso, ma con il portiere Dalla Valle che gioca stasera, uno dei protagonisti, che ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso, ha contribuito alla promozione in A1 per il Montecchio. Assolutamente, anche senza nulla togliere con Arnau, che è un ottimo portiere che si sta ben disimpegnando nella formazione, nella giovane formazione di A1. Ma torniamo in cronaca. A proposito di giovani, Braganza si costruisce i propri giocatori in casa, e abbiamo visto, li manda anche a giocare nelle altre squadre, nelle altre società, a conferma quindi dell'ottima missione della società del presidente Volpe. Riparte intanto Zanini, e qui c'è un buon recupero difensivo di Ramiro Torres, perché c'era Garzaro davanti a Elia Zen pericolosamente. Quindi Braganza, si sottolineava prima, deve stare sicuramente attento, perché la partita è lunga. 1-0 non è assolutamente una sentenza in questo sport, e quindi Braganza farà bene a rimanere attento e a cercare, se possibile, di aumentare il proprio bottino di reti. Qui c'è una buona opportunità da 2 passi, la finta di tiro di Ramiro Torres, l'assist a Pietro Agostini, ma chiude tutto Matteo Della Valle. Qui c'è l'accelerazione di Pace, e poi è caduto intanto Garzaro. È stato un contrasto con i difensori rossoneri, ha fermato il gioco il signor Camonico. Sin qui nessun fallo di squadra commesso, a conferma della correttezza con cui entrambe le squadre stanno interpretando l'incontro. Vediamo a chi sarà assegnato il possesso. Sarà possesso per Braganza. Si riparte. Torres a scambiare dietro porta con Stefano Dal Santo. Agostini 1 contro 1, supera
Michele Dalla Valle si incunea in area, cade, non ravvisi irregolarità il direttore di gara. E allora Zanini a proporre una buona trama per i suoi, almeno nelle intenzioni. Si ferma perché comunque i giocatori di Nestro Perea sono ripiegati velocemente a protezione del proprio portiere. Il tentativo di alza e schiaccia di Garzaro non trova la porta, campabile l'azione di Stefano Dal Santo che a dispetto dell'infortunio di 2 settimane fa ci pare senza nessun problema in pista. Ripartenza per Breganzi, intanto Silvio Costenaro è murato da Matteo Pace. Attenzione qua, un'ottima trama offensiva di Ramiro Torres che ha solo il torto nell'alza e schiaccia finale di non trovare la porta, ma è stata veramente notevole la giocata del buon Ramiro, numero 57, secondo anno qui a Breganze, da San Juan, cresciuto nel Murialdo, la società di Nestro Perea, che ha vista un cambio. Si stanno preparando Tommaso Volpe e attenzione però qui c'è una possibile ripartenza di Montecchio. C'è un ingaggio a 2 intanto. Stanno entrando in pista, dicevamo, Ettore Barbieri e Tommaso Volpe, però Montecchio aveva avuto una buona opportunità con Matteo Pace. Ecco le sostituzioni. Esce Ramiro Torres, entra Ettore Barbieri. Ma vediamo sulla panchina, sul cancelletto dei cambi anche Tommaso Volpe. Ettore Barbieri, numero 31, classe 2005, tipico prodotto delle giovanili rossonere. E che prodotto? Trattasi infatti di nazionale Under 19. Attenzione qui, Agostini, il tentativo di servire sul secondo palo Stefano Dal Santo, ma hanno chiuso i difensori di Ivano Zanfi. Qui c'è Michele Dalla Valle dall'altra parte che cercava il proprio compagno, cioè il capitano ospite Davide Zanini, non l'ha trovato. Qui cade intanto Stefano Dal Santo, il tentativo di conclusione degli avanti di Ivano Zanfi. Tra l'altro, a proposito di derby, questa sera c'è un derby in famiglia perché Ivano Zanfi è opposto al figlio Marco, che è uno dei 2 portieri titolari, possiamo dirlo tranquillamente, della formazione rossonera, perché sin qui ci sono divisi a difesa della porta un tempo per ciascuno in tutte le partite della stagione rossonera. Stefano Dal Santo, la conclusione, la parata, tanto per cambiare, di un buon Matteo Dalla Valle. Sarà possesso per Breganze a 15:35 dal termine della prima frazione di gioco. Breganze in vantaggio 1-0 da rete di Pietro Agostini. Qui fa il suo ingresso in pista Tommaso Volpe, gli dà il cambio e va a rifiatare Stefano Dal Santo, autore comunque di una buona prova sin qui. Il signor Camonico fa cenno che deve ripartire il conteggio dei 45 secondi, così correggono dal tavolo, si riparte. Pietro Agostini, il blocco di Silvio Costenaro, all'indietro da Tommaso Volpe, il tentativo di conclusione, non ha trovato la porta il buon Tommaso e allora sarà possesso per la formazione ospite, che ha mandato in pista il suo numero 9, Nicola Pozzo. È uscito Matteo Dalla Valle, intanto anche Ernest Cinquini, primo anno per lui a Montecchio. Un brutto infortunio, incidente stradale a inizio stagione, ne ha condizionato sicuramente il rendimento. Da qualche è tornato a giocare finalmente per lui, quindi lo vediamo in pista. Pozzo affronta Tommaso Volpe, qui Silvio Costenaro, un rimpallo, favorisce ancora una volta Nicola Pozzo. Ottima la trottola di Nicola Pozzo che va alla conclusione, ma il signor Camonico aveva fermato il gioco, aveva trovato anche il gol per la verità, ma abbondantemente a gioco interrotto si era udito purtroppo distintamente il fischio dell'arbitro in un palazzetto a porte chiuse. L'unico vantaggio, Renato, è che possiamo sentire bene i dialoghi tra gli allenatori e i giocatori in pista, ma francamente vorremmo sentire ne faremo volentieri qualcos'altro. Attenzione qui, una palla ben giocata in area dalla formazione ospite che, a dispetto dello svantaggio, sta sicuramente proponendo le proprie trame offensive, cerca di essere pericolosa e ci sta anche riuscendo. Per la verità qui un tentativo di dai e vai
tra Costenaro e Agostini, fallito di poco. Tommaso Volpe a portare palla, scarico all'indietro per Pietro Agostini, l'1 contro 1 con Dalla Valle, si infila, o almeno tentava di farlo il buon Pietro. Qui c'è una cattiva ricezione di Ernest Cinquini, ne approfitta Tommaso Volpe a riproporre una nuova trama offensiva per Breganze. A 14:20 dal termine della prima frazione di gioco. Sarà possesso per Breganze. Siamo al primo time out di questo incontro. Lo ha chiamato Nestor Perea, che vorrà probabilmente richiamare i propri giocatori a una maggior precisione in fase di costruzione di gioco e a una maggiore attenzione sul controllo delle cosiddette palle vaganti, che molte volte possono rivelarsi fatali. Renato, che 10 minuti hai visto sin qui? Ma 10 minuti buoni, sicuramente quando vediamo con qualsiasi squadra abbiamo visto sia in qualificazione di Coppa Italia che in campionato una partenza forte del Breganze. Il Breganze sembra subito controllare la partita, poi Montecchio non, come hai più volte sottolineato tu, non si è assolutamente scomposto, ha continuato a fare il gioco che riesce a fare, insomma, e ha trovato anche qualche bella ripartenza, qualche bella conclusione che Zeng ha parato egregiamente. Quindi da segnalare, come abbiamo detto prima, anche l'ottima prestazione fin qui di Dalla Valle, che è stato chiamato in causa parecchie volte, e vediamo adesso il proseguo della partita. La cosa bella, Fausto, se posso sottolineare, ecco, che è una partita molto corretta, che abbiamo visto un po' nelle ultime partite, un po' di polemiche nelle ultime settimane, di interventi un po' pericolosi così. Questa sera la stiamo vedendo, fino ad ora me lo auguro, insomma, comunque una partita molto corretta e anche rispettosa. Vediamo gli atleti tra di loro sempre sì, c'è molto per vista. Qui abbiamo assistito a un'ottima giocata a due tra Agostini e Barbieri, che si sono cercati a pochi centimetri dalla porta di Matteo Dalla Valle, per poco non riuscivano a concludere l'ottima trama e l'ottima intesa tra loro. Ricordiamo il primo gol di sabato scorso a Scandiano, è venuto proprio da una giocata dietro porta con Barbieri in veste di assist man per Stefano Del Santo. Qui Barbieri va alla caccia di una palla vagante, guadagnano una buona punizione per Breganze, che la mossa subito con Capitan Costenaro. Ancora Barbieri e Agostini a combinare dietro la porta ospite. Il tentativo di dribbling ottimo di Barbieri, fa buona guardia per un attimo Zanini, che però perde sfera. Ancora l'1 contro 1 con Agostini. È difficile trovare spazi, ma i due si sono trovati a meraviglia. Ancora Agostini, qui cade in area, non ravvisa irregolarità il direttore di gara. Riconquista palla però Breganze in pressione offensiva molto alta, la cosiddetta giocata 40-40, come la chiama Nestor Perea, quindi, che prevede una marcatura alta a tutto campo. Qui Silvio Costenaro è uscito dalla dietro porta, scarico all'indietro per Pietro Agostini. L'accelerazione di Pietro Agostini, che cerca dentro l'area sul secondo palo. Silvio Costenaro cerca di uscire dal traffico, era difficile farlo al cospetto degli avversari, ma Breganze subito alla caccia della palla. Non dà possibilità di ripartenza la formazione di Nestor Perea, che sta veramente spadroneggiando in questo momento l'incontro. C'è dominio totale. Montecchio c'è circa un minuto che non riesce a passare a metà pista. Vediamo se ci riuscirà ora con Michele Dalla Valle. Niente da fare, perché il rilancio di Michele Dalla Valle è impreciso. Breganze sta letteralmente asfissiando la formazione ospite. Vedremo se questo grande lavoro di intensità nella fase di pressione difensiva produrrà magari il gol del raddoppio. Con tutto rispetto per i sostenitori ospiti, che ci auguriamo numerosi a seguire questa partita, forse Breganze in questa fase lo meriterebbe anche, proprio per il lavoro che sta mettendo in pista. Silvio Costenaro, ancora Silvio Costenaro a negargli la gioia del gol, il suo ex compagno delle giovanili Matteo Dalla Valle. Ottima la prova del difensore ospite, dell'estremo difensore ospite sin qui. Cinquini a metà campo, finalmente Montecchio ha superato la metà pista e sta orchestrando una propria trama offensiva. Zanini, affrontato alto da Ettore Barbieri, che va a commettere fallo di squadra. Time out, lo ha chiamato questa volta Ivano Zanfi. Abbiamo già avuto modo di sottolineare il grado di parentela, il grado massimo di parentela con il portiere breganzese Marco. Si tratta appunto di padre e figlio. Oltretutto miei conterranei. Assolutamente. Modenesi
Ivano ha fatto un'ottima carriera come giocatore, ha iniziato ovviamente a Modena, ma vanta esperienze in molte società vicentine, Bassano e Valdagno in primis, importanti esperienze anche a Forte dei Marmi, la trafila delle nazionali giovanili. È sicuramente stato un ottimo elemento nell'hockey pista degli anni 80 e primi anni 90. È vicentino in pianta stabile, ormai qualche parola di dialetto la scambia il buon Ivano. Allena le giovanili del Bassano e la Serie A2 del Montecchio Precalcino. Si riparte. È entrato Jonathan Gammone, gli ha dato il cambio Michele Della Valle per quanto riguarda gli ospiti. Zanini a scambiare con Gammone. Ancora Zanini in possesso, doppio scambio, Gammone il numero 77 ospite, la conclusione. Fa buona guardia e non impensierisce più di tanto Elia Zenni. Intanto è rientrato Ramiro Torres, è rientrato anche Stefano Dal Santo, è uscito Capitan Costenaro a scambiare allora dietro porta Torres e Barbieri. Il tentativo di giocata da dietro porta, voleva il gol Ramiro Torres. Ho paura, Fausto, che fosse nettamente dentro. Non abbiamo la prova televisiva, Renato, dobbiamo fare affidarci il direttore di gara. Vediamo sorridere Matteo Della Valle, se tanto mi dà tanto. Magari qualche dubbietto, magari forse ce l'ha anche lui, ma tant'è. In cronaca, il punteggio rimane invariato. 1-0 Breganze, Ramiro Torres cerca un pertugio per uscire da dietro porta, l'alza e schiaccia di Ramiro Torres, non trova la porta. 10:54 al termine della prima frazione di gioco, 2 i falli di squadra commessi da Breganze, 1-0 il punteggio per la formazione rossonera, che guardando la classifica deve assolutamente cercare di fare bottino pieno questa sera per raggiungere appunto la testa della classifica. Stasera si gioca anche un altro importantissimo incontro a Correggio. Qui c'è la conclusione di Ettore Barbieri che non trova la porta. Ragazzi, sì, qui ha avuto il torto di non essere riuscito a segnare qui. Vediamo se ci riesce ora. Niente da fare perché c'è un grandissimo Matteo Della Valle che ha negato la gioia del gol e lo sta facendo ancora con Barbieri. Breganzi appunto dovrebbe assolutamente caparbiamente trovare il secondo gol. Probabilmente, Fausto, non so, me lo confermerai o no, probabilmente in questa occasione ci stava anche un tentativo diretto di Ettore, forse. No, secondo me ha fatto bene, è stato bravo Matteo Della Valle a chiudere veramente sul secondo palo, strepitoso la parata con il gambale, non era assolutamente un intervento facile, la giocata di Ettore Barbieri era giusta nella circostanza. Breganze che spinge alla ricerca del gol del raddoppio, deve stare ovviamente attento alle ripartenze della formazione ospite. Qui un tentativo di assist al volo con Matteo Della Valle che ha perso la stecca e quindi da regolamento il signor Camonico non può non concedere il rigore alla formazione di casa. 9:42, Breganze quindi che ha l'opportunità, ha perso il bastone purtroppo. Ecco, forse qui, Fausto, scusami se ti interrompo, sì, sono quelle decisioni che non si vedono spesso, magari se anche per chi ci ascolta. Sì. A termini di regolamento ovviamente a hockey pista si gioca con il bastone in mano, non si può partecipare al gioco senza bastone, se questo succede si commette comunque irregolarità. In questo caso tra l'altro è involontaria la perdita del bastone da parte di Matteo Della Valle e quindi assolutamente l'unica sanzione è tecnica, però è una sanzione tecnica grave per il Montecchio perché ovviamente c'è rigore per la formazione ospite. Vediamo se Breganze fa pace con il problema di trasformare i tiri di rigore. Renato. 9:42 sul dischetto Stefano Dal Santo contro Matteo Dalla Valle, un momento importante di questa partita. La rete di Stefano Dal Santo, 2-0. Di giustezza questo rigore, mezza altezza, ha notato che Matteo Dalla Valle si era molto alzato sui propri pattini, probabilmente temendo una conclusione alta e quindi l'ha trafitto imparabilmente. 2-0 Breganze. Non ce ne vorranno i sostenitori ospiti, ma per il volume di occasioni create forse il risultato ci sta, anche se, ripetiamo, va sottolineata l'ottima prova della formazione ospite che si è ben difesa e che ha orchestrato qualche importante
situazione offensiva. La conclusione ora di Ramiro Torres, murata e poi controllata dal portiere bianco-verde. Braganza è ancora in pressione alta. Ramiro Torres se ne impossessa, entra in area, la conclusione, ancora una parata di Matteo Della Valle, riparte Nicola Pozzo per i suoi. Braganza sul doppio vantaggio, è importante anche se non è una sentenza rispetto su questa partita, c'è una potenziale 3 contro 1, si ferma Stefano Dal Santo, Tommaso Volpe non riesce a trovare sul secondo palo Ramiro Torres come avrebbe voluto. Ramiro Torres caparbio nell'azione, porta via palla in primo momento a Jonathan Gammone che rinviene, ancora lottano Barbieri e Gammone, riconquistano palla gli uomini di Nestor Perea, fasi un po' confuse dell'incontro che denotano soprattutto e comunque una cosa, la massima intensità e il massimo impegno della formazione rossonera, che è sul doppio vantaggio e sta sicuramente dominando almeno dal punto di vista del possesso di palla e della conquista del territorio. L'incontro qui è caduto Zanini, forse un'irregolarità commessa da Ramiro Torres, non ha ravvisato irregolarità il direttore di gara che sin qui ha lasciato correre molto spesso. Ancora Braganza in possesso con Ettore Barbieri, lo scarico indietro dall'autore del gol del raddoppio, Stefano Dal Santo. Tenta di servire al centro dell'area il buon Stefano Ramiro Torres. Qui c'è l'accelerazione di Tommaso Volpe, il tentativo di Daievai, conquista un buon possesso per i suoi Jonathan Gammone, la conclusione doppia, prima ribattuta da un difensore, poi parata da Elia Zemma. Siamo dall'altra parte con Ramiro Torres. La conclusione di Ramiro Torres questa sera impreciso, tante le conclusioni, tante gli sono uscite alte sopra la traversa della gabbia ospite. Qui Ernest Inquini cerca un'accelerazione, viene quasi triplicato nella marcatura dai giocatori di Nestor Perea, la conclusione di Zanini parata da Elia Zen, riparte Braganze, veloce, molto intensa la prova dei giocatori di Nestor Perea. Ramiro Torres ha tentato di servire Ettore Barbieri che riviene, la conclusione con la punta del pattino Matteo Della Valle, però attenzione, una ripartenza per Montecchio. Ernest Cinquini, la conclusione imprecisa. Era stata una buona trama questa per la formazione ospite. Braganza deve stare attento perché Montecchio la possibilità di accelerare l'ha già dimostrata. Qui la conclusione di Ramiro Torres, ancora la parata e ancora una palla vagante, qui è caduto in area sull'aggancio di Nicola Pozzo, probabilmente rigore, sventolato il cartellino blu. Anzi, no, chiedo scusa agli ascoltatori, la stecca era di Matteo Dalla Valle che ha agganciato Ramiro Torres, ci sembra, Renato, sì. È caduto in area e quindi il rigore e quindi l'espulsione di Matteo Dalla Valle che si è subito autoaccusato del fallo. Sì, la correttezza sì, di sì. Matteo la conosciamo Esemplare. tutti. Quindi fa il suo ingresso Carlos Sanson. Vediamo se Stefano Dal Santo concederà il bis per la gioia dei sostenitori rossoneri. 6:58 al termine della prima frazione del gioco. Intanto Tommaso Dalla Valle gli ha dato il cambio a Ettore Barbieri. Espulsione temporanea di 2 minuti di Matteo Dalla Valle che ha agganciato un avversario in area. Ineccepibile la decisione del signor Camonico. In primo momento avevamo avuto l'impressione che a commettere il fallo fosse stato Nicola Pozzo, invece si è subito autoaccusato il buon Matteo Dalla Valle. La conclusione di Stefano Dal Santo, l'ottima parata di Sanson e il palo sulla ribattuta, quindi Braganza non triplica il vantaggio, avrà 2 minuti di power play. Si riparte con il possesso rossonero, Tommaso Battaglin con Tommaso Volpe sull'asse di destra del fronte d'attacco. Dall'altro lato Torres e Dal Santo, la conclusione di Dal Santo murata dai 3 difensori della formazione di Ivano Zanfi che sono Gammone, Pozzo e Zanini, Capitan Zanini. Scarico indietro, Tommaso Volpe, stop e tiro, la rete di Tommaso Volpe. Stop e tiro di Tommaso Volpe, che ha sicuramente, come si suol dire, il bastone caldo. È andato a segno anche sabato scorso in quel di Scandiano. Ed è sicuramente dotato di un ottimo tiro. Il numero 87 rossonero, molto preciso, molto rapido, in questo caso l'esecuzione stop e tiro. Non ha lasciato scampo al buon Sanson che aveva intanto sventato la conclusione del rigore di Stefano Dal Santo. Braganza quindi sul triplo vantaggio, sicuramente
un buon viatico per questi ultimi 6 minuti e 19 secondi della prima frazione di gioco. Poi ci sarà tutta una ripresa, quindi è lecito assolutamente per la formazione ospite sperare di poter rientrare in partita. Nell'hockey pista 3 gol non sono mai un verdetto definitivo, e quindi fa bene a crederci la formazione ospite, che ha interpretato da par suo per le proprie potenzialità bene questa partita. Breganze ha proposto sicuramente un gioco convincente, la palla è girata veloce e soprattutto la fase difensiva, il pressing alto in situazione a tutto campo, non ha lasciato scampo sin qui alla formazione ospite, che ha fatto all'altezza dal 13° al 12° minuto, praticamente c'è stato un minuto in cui la formazione ospite non è letteralmente riuscita a superare la metà campo. Renato. Assolutamente sì, abbiamo visto dopo la realizzazione di Dal Santo su rigore, il Breganze ha ritrovato la velocità che aveva imposto all'inizio della partita ed è arrivata, e stanno continuando così a sviluppare un sacco di tentativi, un sacco di lavoro stanno facendo per arrivare a sviluppare parecchie occasioni. Alla ecco, conclusione rapida, sì, assolutamente. Abbiamo apprezzato soprattutto le trame dietro porta. Si sono cercati molto i giocatori di Néstor Perea, lo hanno fatto Agostini, Barbieri, lo stesso Ramiro Torres. Qui stanno replicando la giocata con Tommaso Battaglin e Ramiro Torres, però siamo dall'altra parte con l'accelerazione di Matteo Pace. Ottima conclusione e ottima parata di Elia Zen, a conferma del fatto che Montecchio giustamente da par suo non sta ammainando le bandiere, come si suol dire, ma anzi sta cercando di produrre le proprie iniziative. Una ripartenza con Nicola Pozzo. Gammone, capabile azione di Gammone, che però perde sfera, la recupera per i suoi Tommaso Volpe, autore del terzo gol. Alle viste un doppio cambio per la formazione di Néstor Perea. Intanto la palla esce dal terreno di gioco. Agostini e Costenaro. Ramiro Torres, Tommaso Volpe a dare il cambio a Pietro Agostini e Silvio Costenaro, che rientrano in pista. Quindi Breganze con Tommaso Battaglin, Pietro Agostini davanti, Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo dietro. Per questi ultimi 5 minuti della prima frazione di gioco, Stefano Dal Santo a portare palla all'indietro per Tommaso Battaglin. Il taglio di Tommaso Battaglin, il tentativo di assist di Silvio Costenaro, controllato da Matteo Pace. Recupera la palla Breganze con Pietro Agostini, lo scambio rapido con Stefano Dal Santo, servito da Silvio Costenaro. La conclusione, la parata di Sanson. Matteo Pace per i suoi, Zanini lo affronta Tommaso Volpe, atteggiamento assolutamente aggressivo degli uomini di Néstor Perea. Dietro la porta Matteo Pace, all'indietro per Zanini. Una trama offensiva abbastanza lunga questa di Montecchio, poi l'accelerazione di Zanini, è caduto in area, non ha ravvisato irregolarità. Il direttore di gara riparte. Pietro Agostini per i suoi, dietro la porta di Sanson, che ha dato il cambio a Matteo Dalla Valle, espulso per reo di aver agganciato Ramiro Torres nell'area rossonera, nell'area offensiva rossonera. Silvio Costeraro dietro la gabbia di Sanson, all'indietro per l'accelerazione di Pietro Agostini, ancora all'indietro. Montecchio molto chiuso, è caduto intanto Zanini, vediamo. Probabilmente sono scontrati proprio due Due compagni Gammone di squadra. sono scontrati, esatto. Esce Gammone, intanto gli dà il cambio Michele Dalla Valle. 3:31 al termine della prima frazione di gioco. Possesso per Breganze, avanti nel punteggio per 3-0 in virtù delle reti messe a segno da Pietro Agostini dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Il raddoppio a 9:42 di Stefano Dal Santo e poi il terzo gol di Tommaso Volpe in situazione di power play per Breganze. Nicola Pozzo per gli ospiti biancoverdi. Nicola Pozzo all'indietro da Michele Dalla Valle. Lo scambio con Matteo Pace. Ma chiudono tutto i giocatori di Néstor Perea, ripropongono una nuova trama offensiva, l'ennesima per la verità. Sicuramente fluida la manovra di Breganze questa sera
molto più dell'ultimo incontro casalingo con il Modena. Qui c'è una buona opportunità per Tommaso Battaglin, poi c'è un'altra opportunità per Pietro Agostini che non trova la porta. Peccato, soprattutto per il buon Tommaso Battaglin che magari che meriterebbe per l'impegno, per la caparbietà con cui si allena, una gioia personale. Siamo dall'altra parte però con Michele Della Valle a 2,43 dal termine della prima frazione di gioco. Ancora Braganza a riconquistare palla, per ora perde Pietro Agostini per l'intervento convinto di Matteo Pace, il giocatore più vecchio in pista, è classe 83, 40 anni per lui, li compierà l'8 febbraio. 2 contro 1 dall'altra parte, Silvio Costenaro, cattivo controllo, l'ultimo controllo, quello decisivo che magari nelle sue intenzioni voleva essere un assist per Tommaso Battaglin, non gli è riuscita l'occasione. Qui un altro buon intercetto del buon Matteo Pace, il raddoppio Agostini Battaglin, ancora un possesso per Braganze, Battaglin, la conclusione murata da Zanini, però Braganze è ancora in possesso con un'ottima iniziativa di Pietro Agostini che è caduto in area. Il signor Camonico ferma il gioco sulla caduta in area di Pietro Agostini. Si è tolto per un attimo i guanti il numero 5 rossonero. Possesso per Montecchio. Dalla Valle. 1,45, siamo quindi prossimi all'ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco. Braganze saldamente avanti nel punteggio sin qui per 3-0. Il signor Camonico non fischia, lo fa ora. Fallo di squadra, il primo commesso da Montecchio Precalcino. Sicuramente partita corretta, ma qualche contrasto, Renato, c'è stato. Sì, sicuramente, insomma, siamo già ormai al termine della prima frazione di gioco, sicuramente non ancora la stanchezza, ma diciamo che Montecchio avrebbe voglia di sbloccare il punteggio, un po' di sana competitività, diciamo così, e agonismo, vogliono riuscire ad arrivare. Il Breganze che continua a spingere forte sull'acceleratore e quindi è difficile anche arrivare alla conclusione lucidi quando le velocità sono così alte, quindi vediamo anche in questo caso qui c'è stato un sono... ottimo intervento difensivo di Tommaso Battaglin che ha sventato il tentativo di inserimento di Capitan Zanini. Breganze si riorganizza sempre benissimo anche in difesa, fino adesso non ha concesso pochissimo. Ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco, Breganze avanti nel punteggio per 3-0. Tommaso Battaglin, Braganze che a parte Alessandro Toniolo ha messo in pista tutti i giocatori di movimento. Riparte Montecchio però con Matteo Pace, passaggio che intendeva servire Michele Della Valle è impreciso. Il più lesto ad andare sulla sfera è Stefano Dal Santo che rilancia l'azione dei suoi. Silvio Costenaro, Pietro Agostini, la conclusione, l'ottima parata di Sanson, a rimbalzo ci è andato Tommaso Battaglin che ha avuto l'unica sfortuna di non trovare la porta, ma è stata un'ottima iniziativa questa del buon Tommaso. Attenzione qui, a un passo da una possibile conclusione felice Montecchio, l'assist di Matteo Pace, la conclusione di Pozzo è stata imprecisa. Azione insistita di Tommaso Battaglin che si è fatto ingolosire magari da qualche occasione. Vuole cercare gloria personale il numero 28 rossonero. 5 secondi. Silvio Costenaro, passaggio impreciso e mi sa che l'incontro per quanto riguarda il primo tempo termina qui. E così infatti a risentirci fra una decina di minuti per la seconda frazione di gioco. Primo tempo che si conclude con Braganze avanti nel punteggio per 3-0. A più tardi qui dal Palla Ferrarin di Braganze.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrarin di Braganza, vi parla Fausto Pozzan insieme a Renato Sergio per il commento di quello che sarà il secondo tempo dell'incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista che si svolge questa sera, domenica 5 febbraio 2023, campionato di Serie A2, edizione 2022-2023. Girone A, 10 squadre, 18 partite. Al termine la prima sarà promossa in A1. Il primo tempo di questo incontro ha visto il Braganza imporsi per 3-0 nei confronti dell'Hockey Club Montecchio Precalcino. Le reti sono state messe a segno da Pietro Agostini, Stefano Dal Santo su rigore e Tommaso Volpe in situazione di power play. Power play concesso in esito all'espulsione temporanea del portiere titolare della formazione ospite, Matteo Dalla Valle, ex di turno, sostituito da Carlo Sanson che ben si è disimpegnato e che nulla ha potuto sulla conclusione però a botta sicura di Tommaso Volpe. Formazione ospite che non è ancora rientrata in campo, a parte il numero 7, che non è ancora entrato in pista, Filippo Tiella. Eccoli i giocatori di Ivano Zanfi. Ci sembra che Matteo Tagliavalle riprenderà il suo posto a difesa della gabbia ospite. Nelle intenzioni di Ivano Zanfi, lo stesso quintetto che ha dato vita, anzi no, c'è Nicola Pozzo, quindi Pozzo, Michele Della Valle, Matteo Pace, Davide Zanini e Matteo Della Valle appunto a difendere la gabbia ospite per Braganza. Il neontratto Marco Zanfi, staffetta ancora questa sera, quindi confermata con Elia Zen. L'ingresso di Alessandro Toniolo e poi Ramiro Torres e Pietro Agostini, quindi fuori per il momento capitan Silvio Costenaro. Si è ripartiti con alza e schiaccia da dietro porta, l'ottimo intercetto di Alessandro Toniolo, il tentativo di assist sul secondo palo e c'è un rigore. Controllo di pattino. E quindi il signor Canonico concede la terza massima punizione per Braganza. Assegno nella prima circostanza con Stefano Dal Santo, parata la seconda da Carlo Sanson, il palo sulla ribattuta del 53 rossonero. E qui Alessandro Toniolo, un altro specialista che va a sfidare Matteo Dalla Valle. La conclusione è la parata di Matteo Dalla Valle. Ha cercato il tiro raso terra confidando nel salto del portiere ospite e così non è stato. Molto attento Matteo Dalla Valle, ha sventato la minaccia, quindi Montecchio che deve scalare un passivo di 3 reti anziché 4. Quella era magari l'intenzione della formazione rossonera. Così non è stato. Si rimane sul 3-0 per la formazione rossonera di Néstor Perea, qui con Ramiro Torres che conquista palla. 2 contro 1. Cattivo controllo di Alessandro Toniolo, lo scambio dietro porta per Pietro Agostini. Non deve farsi condizionare più di tanto Alessandro Toniolo dalla conclusione che non coronata dal successo nel tentativo di trasformare il rigore. Braganza fin qui ne ha segnati pochi, per la verità, Renato, e quindi ci sta. Sì, sicuramente, ecco, abbiamo visto un ottimo tentativo di Torres. Sì, sicuramente il tiro diretto non è, diciamo così, la mossa vincente sempre del Braganza, anche se comunque il Braganza è bravo come abbiamo sottolineato nel primo tempo, a sviluppare tantissime azioni. È migliorato tanto, i ragazzi sono cresciuti tantissimo dalla passata stagione per le conclusioni, anche il numero di reti trovate, dove anche l'anno scorso si faceva un po' fatica. Ancora c'è da limare qualcosina sui tiri diretti che abbiamo visto in alcune partite, e i ragazzi a loro spese ne hanno potuto constatare che nei due pareggi che abbiamo fatto la differenza l'hanno fatta proprio Sì, la i tiri mancata diretti. realizzazione nei tiri di prima a Modena, a Correggio, ma soprattutto in casa col Modena. Comunque si riparte, Braganza che ha mostrato in un primo tempo dal punto di vista difensivo assolutamente strepitoso.
per quanto riguarda l'intensità e la capacità di rimanere alti e recuperare palla immediatamente. Ancora un ottimo recupero, una buona ripartenza. Toniolo, Torres all'indietro per Dal Santo. Braganza si trova a meraviglia, la palla corre sicuramente veloce e quindi ne risente l'ottima qualità della fase offensiva. Qui c'è un paio di pattino commesso da Ramiro Torres. Possesso per Montecchio, Dalla Valle a scambiare con Capitan Zanini. Matteo Dalla Valle, scusate, Matteo Pace. Pietro Agostini sulla palla vagante, l'accelerazione di Pietro Agostini, non lo prendono. L'ultimo controllo è sempre quello che manca, Renato, per poter avere un'ottima conclusione. Tutto perfetto fino al limite dell'area e poi l'ultimo gancio, l'ultimo controllo. E qui la sfortuna, perché c'è il palo colpito da Ramiro Torres, che non è ancora andato a segno questa sera, ma è andato ripetutamente alla conclusione. Qui è andato vicinissimo alla gioia del gol personale il buon Ramiro. 3 reti per lui sin qui in questo campionato. Con il capocannoniere che, correggimi se sbaglio, ancora Andrea Dalla Valle in quota Braganza nonostante l'infortunio. Sì, assolutamente sì, Andrea Dalla Valle è autore già di 5 gol e purtroppo adesso a causa questo infortunio che dicevamo prima doveva rimanere ai box. Esatto, almeno 2 Attenzione settimane. Qui. E qui c'è la rete di Pozzo. Accorcia le distanze Montecchio Precalcino. E quindi 21-18. La riapre la formazione ospite con la rete di Nicola Pozzo, figlio di Giuseppe, allenatore delle giovanili. Riparte Braganze. La conclusione di Torres, la parata di Dalla Valle. 3-1. Braganze che deve stare attento. Ha concesso questa opportunità ben sfruttata dalla formazione ospite, che ha accorciato le distanze. Non è tutto da rifare, ma sicuramente da stare attenti, da non commettere errori, come in questo caso magari nel cattivo passaggio. Qui però va via molto bene Ramiro Torres, commettono fallo commette fallo Davide Zanini, chiede scusa il capitano biancoverde ospite. Apprezzabile il gesto di fair play del giocatore di Ivano Zanfi. Qui si è incugnato in area Ramiro Torres, non ha trovato la porta. Si è esibito in un ottimo dribbling. Ancora Nicola Pozzo. Qui Matteo Pace, la conclusione di Matteo Pace, la parata di Marco Zanfi. Riparte velocemente Ramiro Torres, va a sfidare un avversario, Davide Zanini, che si oppone con i pattini alla conclusione del 57 rossonero. Scambiano dietro porta Agostini e Torres. Fallo di squadra commesso da Zanini. Professa la sua innocenza, inflessibile è il signor Camonico. Terzo fallo di squadra commesso da Montecchio. 3-1 il punteggio per Braganze a 20 minuti dal termine. Toniolo non riesce a controllare la palla accompagnata, messa da Toniolo. C'è la ripartenza veloce allora di Michele Dalla Valle. La conclusione di Michele Dalla Valle imprecisa, ma sul rimbalzo successivo il più lesto è Davide Zanini per i suoi, e allora un'altra opportunità. 29 secondi per andare alla conclusione. Zanini affrontato da Toniolo. Pozzo, l'autore del gol. Fallo di squadra commesso da Ramiro Torres. La finta di tiro di Matteo Pace. Pozzo sulla palla. La conclusione di Matteo Pace, la parata di Marco Zanfi. Ramiro Torres a controllare sfera, a scambiare con Alessandro Toniolo che accelera. Pietro Agostini. La conclusione di Pietro Agostini a cercare a incrociare il suo secondo palo. C'è il guanto di Matteo Dalla Valle a dirgli di no. E allora Davide Zanini. No look, il passaggio per Matteo Pace. Ancora Zanini a combinare. All'indietro per Nicola Pozzo. Ottima la trottola di Nicola Pozzo, ma c'è un assist di Marco Zanfi per Pietro Agostini.
È andato a rimorchio Stefano Dal Santo, ma si sono chiuse le maglie della difesa ospite. Allora ancora un possesso per Capitan Zanini, ma il raddoppio di Agostini e Torres è efficace. Riparte Braganze. Agostini 1 contro 1 contro Dalla Valle. Ottima la giocata di Agostini, la parata però ancora una volta di un ottimo Matteo Dalla Valle. L'ottima riconquista di Toniolo, la conclusione di Agostini ribattuta e non ha trovato la porta. Allora Dal Santo, ottimo l'assist sul secondo palo, la palla leggermente alta, si è alzata quel tanto che non ha consentito a Stefano Dal Santo una facile conclusione. In campo intanto Filippo Tiella per Montecchio Precalcino, un giovane prodotto del vivaio locale. Zanini, anche lui ovviamente Made in Montecchio. Il solo Matteo Pace non è un giocatore tra quelli che hanno giocato, che sono stati maggiormente protagonisti di questo match, a non aver mai giocato nel vivaio della formazione ospite. Anche Ernest Cinquini, mentre Jonathan Gamone ha giocato parecchi anni a Montecchio. Riparte Braganze, 2 contro 1, Pietro Agostini, e ancora una volta uno strepitoso Matteo Dalla Valle a negargli la gioia del gol. Si resta sul 3-1. L'accelerazione di Ramiro Torres, la parata ancora una volta di Matteo Dalla Valle. Riparte Montecchio con Zanini. Cade in area Pozzo dopo uno scontro con il portiere rossonero Marco Zanfi, che aveva deviato la palla. Si riparte, è uscito intanto Ramiro Torres, è entrato Tommaso Volpe. Abbiamo temuto per un attimo perché lo scontro è stato abbastanza forte con Dal Santo, e memore dell'infortunio al naso, alla rottura del naso che ha avuto. È rientrato anche Silvio Costenaro, è uscito Alessandro Toniolo. Qui il tentativo di assist sul secondo palo, impreciso. Braganza ha un po' rallentato la propria azione, deve stare attento perché le partite sul 3-1 non sono assolutamente chiuse. Buono spunto di Pozzo, che ha dotato di ottima tecnica, abbiamo visto prodursi un paio di trottoli interessanti e anche qui nel traffico è uscito bene. Dalla Valle, ancora Pozzo, Dalla Valle, Zanini. Montecchio possesso palla più lungo per la formazione ospite. Braganze ha forse esaurito la pressione massimale che aveva prodotto nel primo tempo, che era stata sicuramente importante. Qui un tentativo di assist per Filippo Tiella, la conclusione murata per un attimo Pietro Agostini, ma ancora un possesso, quasi confuse. Tommaso Volpe, Pietro Agostini, possesso per Braganze. Il signor Camonico assegna solo il fallo, sanzione tecnica, nemmeno, non ha ravvisato gli estremi per un fallo di squadra. Si rimane quindi sul 3-1, mancano 16 minuti e 07 al termine della partita. Braganze in pista con Marco Zanfi, Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo, Tommaso Volpe, Pietro Agostini. Per quanto riguarda la formazione ospite, tra i pali Matteo Dalla Valle, poi Michele Dalla Valle, Tiella, Pozzo, autore del gol dell'1-3 per la formazione ospite, e Capitan Zanini, che ci sembra non sia mai uscito sin qui dall'inizio della partita. Si gioca in contemporanea a Braganza e Montecchio, si gioca la partita Correggio Trissino, che momentaneamente il Correggio per 3-2, col punteggio di 3-2, sta conducendo la partita contro. Vogliamo ricordare la classifica parziale, Renato? Sì, classifica parziale vede il Modena a 11 punti, comandare la classifica, con Scandiano e Tiene a 9 punti. Modena, che peraltro ieri sera ha vinto, diciamo così, uno scontro diretto a Tiene. Braganza 8 punti, Trissino 7 come Novara, Bassano 6, Correggio 4, Seregno 2 e Montecchio 1 punto. Per Braganza quindi sarebbe assolutamente fondamentale confermare questo risultato, perché vorrebbe dire agganciare in vetta alla classifica il Modena, con cui ha giocato 2 settimane fa qui a Palla Ferrarin, pareggiando per 2-2, una partita
che si è innervosita nel finale e che purtroppo Braganza non è riuscita a fare proprio, senza nulla togliere all'ottima prestazione dei giallo-blu modenesi comunque. Tommaso Volpe, servito da Silvio Costenaro, non è riuscito nell'ultimo controllo. Ancora un ottimo intercetto di Pietro Agostini. L'assist sul secondo palo per Stefano Dal Santo, che non ne ha trovato la porta. Peccato, era un'ottima trama offensiva questa, una ripartenza veloce favorita da un'ottima riconquista. Qui Stefano Dal Santo perde palla per il raddoppio degli avversari. Silvio Costenaro a contendere il possesso a Michele Della Valle, che commette il quinto fallo di squadra per gli ospiti. Anzi no, il quarto, chiedo scusa. Situazione falli, 4-4, c'è Pietro Agostini che è servito troppo tardi da Tommaso Volpe, peccato. E allora si incunea, tenta di incunearsi Nicola Pozzo, cade in area, anzi Filippo Tiella. Siamo dall'altra parte, Silvio Costenaro, la finta di tiro di Silvio Costenaro. Sceglie il possesso, la formazione di Nestro Perea. Ancora Silvio Costenaro, dietro la porta, adesso in prossimità dell'angolo sinistro alto della porta, difesa da Matteo Della Valle. Siamo a metà campo, poi l'accelerazione di Tommaso Volpe, perde palla Tommaso Volpe, cattivo controllo, ne sta approfittando Pietro Garzaro, che è rientrato in pista. Gli ha dato il cambio Matteo Pace. Ancora un'accelerazione di un volitivo Pietro Agostini, la conclusione Murata. Ancora Pietro Agostini in possesso. È un po' ci sembra stanco in questa fase Pietro Agostini. Si è prodotto in un paio di rincorse interessanti, un paio di accelerazioni. Sicuramente tagliagambe il buon Pietro, che ha avuto il merito di sbloccare il risultato. Ancora Pietro Agostini. Cerca di sorprendere sul suo palo il portiere ospite, che fa buona guardia. E allora Pietro Garzaro. Michele Della Valle, tentativo di dai e vai, riceve palla Pietro Garzaro, un passo da Marco Zanfi. Braganza deve stare attento a chiudere queste giocate sul secondo palo. Ancora Stefano Dal Santo, la parata di Matteo Della Valle. Ingaggio a 2. Buona la conclusione perché è stata rapida di Stefano Dal Santo. L'ha controllata ancora una volta il buon Matteo Della Valle. Richiamo del signor Camonico al portiere ospite. Ancora ingaggio a 2 perché la palla si è fermata dietro la porta dell'estremo difensore ospite. Sulla sfera a contendersi il possesso Costenaro e Michele Della Valle. Vince l'ingaggio il capitano rossonero. Tentativo di assist di Stefano Dal Santo non è fortunato. Pietro Garzaro, azione insistita. Ancora Garzaro dietro la porta di Marco Zanfi. Alla fine Braganza, con l'intervento caparbio di Tommaso Volpe, riconquista sfera. Silvio Costenaro. Siamo già dietro la porta dell'estremo difensore ospite. Il taglio di Tommaso Volpe all'indietro per Stefano Dal Santo. Stop e tiro murato da Filippo Tiella. In azione difensiva ancora Pietro Agostini. L'accelerazione di Pietro Agostini. Lo fronteggia Michele Della Valle. Silvio Costenaro. Siamo quasi a metà della seconda frazione di gioco. 3-1 per Braganza. Sì, Fausto, repentini sono le ripartenze velocissime del Braganza, e quanto repentini sono le chiusure difensive e la riorganizzazione che Montecchio ha in difesa, assolutamente. Sì. E stanno avendo delle buone opportunità, perché Braganza ha leggermente calato la pressione difensiva e quindi sicuramente Braganza deve stare attento. Qui c'è una conclusione importante con Pietro Garzaro che va a rimorchio. Buona trama questa della formazione ospite. La conclusione è Pietro Garzaro a fare velo davanti a Marco Zanfi. Qui l'alza e schiaccia, molto bello di Pietro Agostini, ma i gambali di Matteo Della Valle hanno detto di no. Qui c'è una conclusione murata di Michele Della Valle, la murata Silvio Costenaro. Braganza inevitabilmente ha calato la propria pressione e Montecchio ne sta approfittando per cercare di tornare in partita. Qui sarà possesso per Braganza, con Ramiro Torres pronto a rientrare in pista. Gli dà il cambio Pietro Agostini, che avevamo visto rifiatare.
Autore di una buona prova comunque Pietro Agostini, molto volitiva. Silvio Costenaro. L'accelerazione di Capitan Costenaro. Dietro la porta di Matteo Della Valle, allora Ramiro Torres. Ancora Ramiro Torres. Silvio Costenaro. Giocano i due. All'indietro per Tommaso Volpe. Il velo di Stefano Dal Santo per Tommaso Volpe. La conclusione. Ancora Stefano Dal Santo. Conclusione imprecisa. Qualche protesta della panchina ospite. Ramiro Torres dietro la porta di Matteo Della Valle. Azione insistita di Ramiro Torres che porta a spasso la difesa bianco-verde ma non trova lo spazio per la conclusione. All'indietro ancora da Tommaso Volpe. La palla accompagnata, la palla che è un tentativo di controllo di prima Ramiro Torres, poi Silvio Costenaro. Garzaro porta via palla a Ramiro Torres. L'accelerazione di Garzaro, la conclusione di Dalla Valle è insidiosa. Montecchio a un passo dal 3-2 che riaprirebbe i giochi. Sì, sicuramente ottima la ripresa della formazione bianco-verde che ha avuto il merito di trovare il gol e quindi virtualmente di riaprire questa partita. Riparte Braganza però con Stefano Dal Santo, lo scarico all'indietro per Ramiro Torres, all'indietro per Silvio Costenaro, intanto è caduto Tommaso Volpe. Tommaso Volpe sicuramente deve esserci stata qualche situazione. Sì, ai nostri Sì. orecchie purtroppo il botto contro la balaustra è stato molto forte, Sì. abbiamo un po' preso paura Sì, tutti. si tratta di capire cosa è successo. Forse abbiamo sentito la panchina di Montecchio dire si gioca. Forse c'è stato qualche colpo proibito, ma francamente non abbiamo visto. Riprende comunque il suo posto in pista Tommaso Volpe, ci sembra non aver accusato particolari problemi. Costenaro dietro la gabbia di Matteo Della Valle. 9,54 al termine. Braganza è alla ricerca di questo importantissimo successo. Qui la conclusione di Tommaso Volpe, la parata di Matteo Della Valle. Il più lesto è Ramiro Torres, lo contrasta Filippo Tiella. Costenaro. Torres. In 3 i giocatori di Nesto Perea nei pressi dell'area di rigore. Il tentativo di tunnel di Ramiro Torres ha preteso troppo delle sue proprie qualità tecniche il 57 rossonero. Qui però c'è ancora una riconquista. Braganza nella circostanza ha alzato il pressing e ha recuperato rapidamente sfera. E allora una nuova trama per Braganza, 35 secondi per andare alla conclusione. Tentativo di alza e schiaccia, la parata di Matteo Della Valle. Ramiro Torres a pressare alto Nicola Pozzo, l'autore del gol del 3-1. Il blocco di Filippo Tiella a favorire l'accelerazione di Nicola Pozzo. Dall'altra parte però le maglie della difesa rossonera si sono chiuse e allora una nuova opportunità per Stefano Dal Santo. Il tiro è stato murato e allora i due difensori in attacco di Braganza, situazione tattica inedita. Sì. Tommaso Volpe e Ramiro Torres che hanno protetto Dal Santo e Costenaro. Inedita, anche se nelle ultime partite, Fausto, abbiamo sì. visto proprio un cambio tattico anche da parte di Perea, con molti cambi per mantenere sempre una squadra sempre reattiva, sempre fresca, e quindi tutti devono fare un po' tutto. È una cosa che Braganza ha cercato sicuramente da inizio stagione. Qui c'è un time out, l'ha chiamato Ivano Zanfi a 8 minuti e 08 dal termine, con Montecchio in partita, perché 3-1 non è sicuramente un punteggio che consente alla formazione rossonera di stare tranquilla. Braganza ha prodotto un primo tempo sicuramente importante per quanto riguarda l'intensità difensiva. Le 3 reti di vantaggio magari sono state inferiori al lavoro prodotto. Nel secondo tempo sicuramente ha iniziato con un altro piglio la formazione ospite. Ha avuto il merito di trovare il punto del 3-1, Braganza il demerito di fallire
il possibile rigore del 4-0 che avrebbe virtualmente chiuso i giochi. E allora siamo qui a prepararci a vivere questi 8 minuti e 08 che mancano al termine dell'incontro con tutta l'attenzione del caso, perché è una partita che è al di là dall'emettere il proprio verdetto finale. Breganze che nel prossimo turno affronterà una delle trasferte, diciamo così, più lunghe di questo girone A. Andrà, come dicevamo, A in Seregno. trasferta a Seregno, sì. Sì, e ci sarà un incontro importante e piacevole, perché ci sarà l'incontro con Christopher Bozzetto. Primo anno a Seregno, si sta disimpegnando molto bene in questa sua avventura brianzola, il buon Christopher, fratello di Liam, che è da quest'anno un rinforzo dell'Odi e che ha giocato gli ultimi 3 anni a Montecchio prima di trasferirsi appunto alla corte lodigiana, e si sta disimpegnando veramente da par suo. Ieri sera ha segnato in A1 un ottimo rigore. Assolutamente. Liam, che comunque è un prodotto ha iniziato qui la sua avventura hockeyistica, così come il fratello Christopher. 7:38 intanto. Possesso per Breganze, sulla sfera Capitan Costenaro. Accanto a lui Ramiro Torres. Si va da Tommaso Volpe. Breganze con 3 giocatori di spiccate connotazioni difensive, vale a dire Volpe, Dal Santo, Costenaro, per cercare anche di proteggersi in questo finale importante, perché questi 3 punti sono sicuramente un progetto importante da realizzare. Ottimo l'anticipo di Ramiro Torres, vediamo se sarà fortunato. 3 contro 2, la rete di Breganze. Ottima questa gestione del 3 contro 2, la finta di tiro di Silvio Costenaro, lo scarico per Stefano Dal Santo che fa doppietta. Quindi Breganze sicuramente a 7 minuti e 07 va sul triplo vantaggio, ed è una buona notizia per gli appassionati rossoneri. Assolutamente sì, e voglio analizzare che adesso sicuramente il numero dei gol non sono mai quelli che danno veramente delle sentenze, ma un Dal Santo che già per questa stagione del campionato ha 3 gol, se pensiamo a un ragazzo che comunque è sempre, la sua priorità è sempre proteggere e difendere la squadra, direi che Dal Santo sta bene e di questo possiamo solo esserne tutti contenti. Sì, sottolineando anche che 2 settimane fa qui ha accusato un colpo al naso mica da ridere, quindi sì, mi ha confermato la sì, rottura. quindi sicuramente è importante. Qui c'è un tentativo di alza e schiaccia di un Ramiro Torres che dal canto suo invece non si è ancora sbloccato questa sera, ma che si è prodotto nell'ottima prova difensiva che conferma ancora nella circostanza, andando a contrastare brillantemente Garzaro. Però un altrettanto caparbio Montecchio Bregazzino riconquistava Sfera. Non è d'accordo il signor Camonico sulla regolarità dell'azione ospite, il signor Camonico, che ha concesso fallo di squadra a Breganze e ha dato un warning a Pietro Garzaro, reo di aver protestato, a suo dire. Montecchio comunque che, ripetiamo, si è prodotto in un ottimo secondo tempo. Breganze per il momento è in situazione di sicurezza, triplo vantaggio. Qui c'è un'ottima accelerazione di Tommaso Volpe e un ottimo anticipo di Stefano Dal Santo. Ancora Silvio Costenaro a conquistare la palla vagante. Stefano Dal Santo, lo scarico per Tommaso Volpe. Ottima azione di uno Stefano Dal Santo in versione assist man nella circostanza. Ancora l'ennesima parata di Matteo Della Valle, sicuramente uno dei migliori in pista per la formazione ospite, che comunque ha mostrato 2 ottimi portieri. Anche Sanson, che è entrato nel primo tempo, è stato molto bravo. Sì, da freddo ha parato subito un rigore. Esatto. Non è facile, mi insegni Fausto. Assolutamente. Ragazzi, questa sera di rigore ne ha falliti 2. Ne ha messo a segno 1, insomma, comunque. Sicuramente è un fattore con cui fare i conti. Attenzione qui, Nicola Pozzo trova pronto il figlio dell'allenatore del Montecchio, vale a dire Marco Zanfri, a negare la gioia del gol alla formazione ospite. Pozzo, lo scambio per il neoentrato Matteo Pace.
Attenzione, fase confusa del gioco, qui è caduto Ramiro Torres, speriamo non sia stata la situazione pericolosa e dolorosa per lui, perché Breganze ha dovuto già fare parecchie volte i conti con infortuni in stagione e quindi francamente tutto deve accadere fuorché si faccia male a Ramiro. Purtroppo vengono chiamati i sanitari in Sì. campo. Beh, lo vediamo almeno. Sì, si tocca, non so se è la caviglia, perché siamo ostacolati dalla porta, non vediamo bene. Dove il problema fisico è caduto dietro la porta, un contrasto con gli avversari, c'era Matteo Pace, mi sembra, ma c'era anche Tommaso Volpe nei pressi e Silvio Costanaro. Speriamo nulla di grave perché Breganze ha bisogno che Ramiro stia bene. E l'anno scorso aveva avuto un grave problema alla caviglia che l'aveva fermato per un po'. Vediamo, ti sembra poter proseguire? Beh, dovrà uscire ovviamente, ma non ci sembra nulla di particolarmente, almeno questo è il nostro speech. Beh, sicuramente è confortante che possa uscire Sì, da solo, sì, sì, speriamo sia senza... solo una botta. Sì, 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 Entra Ettore Barbieri. esatto. 4,54, Breganze sul 4-1. Ingaggio a 2. Il signor Camonico non aveva ravvisato irregolarità e Matteo Pace con fair play consegna il possesso alla formazione di casa che è avanti per 4-1 grazie alla doppietta di Stefano Del Santo, un gol su rigore, e alle reti di Pietro Agostini e Tommaso Volpe. Barbieri, Dal Santo, Volpe, l'accelerazione di Tommaso Volpe, dietro la porta per Ettore Barbieri che controlla la sfera, lo va ad aiutare il numero 87 della formazione di Nestro Perea. Possesso per Breganze. 4-17 al termine di questa importante partita, importante per la classifica, perché se Breganze vincesse, ripetiamo, andrebbe a raggiungere Modena in vetta alla classifica. Un campionato che, come abbiamo avuto modo di dire in sede di presentazione, non ha ancora un padrone. Ed è normale dopo 5 giornate, però nessuna squadra, lo sottolineiamo, è a punteggio pieno. Breganze ha pareggiato 2 volte, non ha mai perso sin qui, però deve stare attenta. Qui la conclusione imprecisa di Garzaro. Barbieri, cade Matteo Pace, non ravvisa irregolarità il signor Camonico, la conclusione di Tommaso Volpe ribattuta dalla difesa ospite. Barbieri recupera palla per i suoi Nicola Pozzo, cade Nicola Pozzo, si scusa con lui Silvio Costanaro. 2 contro 1 potenziale per Breganze. Costanaro, l'ultimo passaggio non li riesce. C'è un fallo di squadra commesso dalla formazione ospite. Questa è la decisione del signor Camonico, che ha qualcosa da dire alla panchina ospite. Qualcosa da ridire dal tecnico ospite. Comunque, torniamo in cronaca. Stefano Del Santo, cattivo controllo di Ettore Barbieri, Davide Zanini per i suoi, Nicola Pozzo, Zanini ancora, Matteo Pace, un tentativo di prima intenzione, intendeva servire Pietro Gazzaro. Del Santo, Volpe, la conclusione, la parata di un ottimo Matteo Della Valle. Dall'altra parte ancora Pietro Garzaro, numero 68, rinviene su di lui molto bene Ettore Barbieri. Il tentativo di alza e schiaccia, bella la giocata di Ettore Barbieri, c'è voluta tutta l'attenzione di Matteo Della Valle per impedire al buon Ettore di trovare il gol. Ancora un fallo di squadra, si autoaccusa del fallo Matteo Pace. 2,36, 7, attenzione qui mi sa che arriverà infatti il cartellino blu per il tecnico ospite, quindi a termini di regolamento 2 minuti di power play per Breganze, perché il fallo è a gioco fermo.
dovrà far uscire un giocatore. Esce Pietro Gazzaro, Breganze quindi che potrà capitalizzare la situazione di vantaggio a 2 minuti e 36 dal termine, 2 minuti di power play di superiorità numerica. Dovesse segnare ovviamente sarà ristabilita la parità. In ogni caso 2 minuti da capitalizzare per la formazione di Nestro Perea in un campionato a 18 partite, Renato. Tutto importante e i punti non si possono sprecare, quindi Breganze deve comunque rimanere attento e concentrato in questi 2 minuti e 10 che mancano al termine. Certo che 2 minuti di power play avanti di 3 nel punteggio è sicuramente un buon viatico. 2 minuti, Breganze a scambiare, infatti eseguono i giocatori di Nestro Perea. Qui ripetuti scambi per cercare la conclusione a botta sicura. Ci prova ora Tommaso Volpe, ribattuta Zanini, ancora Zanini, perde palla Zanini, riparte Breganze, Barbieri, Tommaso Volpe, ancora Zanini, riviene su gli avanti di Nestro Perea e allora sarà ancora possesso per un Montecchio che è in inferiorità numerica con Nicola Pozzo, il giocatore che ha mostrato la maggior tecnica e lo sta dimostrando ancora una volta. Se dovessimo valutare gli ospiti diremmo sicuramente Matteo Della Valle, ma anche Nicola Pozzo nella palma dei migliori in pista per quanto riguarda gli ospiti. E per Breganze sottolineiamo sicuramente l'ottima prova di Stefano Del Santo, perché la botta al naso di Modena non lo ha irretito più di tanto. E qui c'è Matteo Pace che si invola e lo ferma sulla riga di porta. Un ottimo Marco Zanfi. Dall'altra parte il match a 40 secondi dalla fine si è acceso incredibilmente. Ettore Barbieri, azione prolungata la sua, va alla ricerca del gol, è sfortunato nella circostanza. Ormai siamo alle battute finali di questa partita. Da segnalare anche, scusami Fausto, ti interrompo, il continuo della striscia positiva di Volpe che, come dicevi tu, stecca calda, ha trovato, sono già tre incontri che trova il gol esatto. e dà il suo apporto ogni qualvolta esce in pista al massimo, ecco. Gli ultimi 20 secondi di match, ristabilita la parità numerica, Breganze quindi che incamera questi 3 punti importantissimi che gli servono per raggiungere in vetta alla classifica i giallo-blu modenesi, con cui aveva giocato 2 settimane fa. La partita termina in questo istante, si ferma Matteo Pace, Breganze quindi vince 4-1. Prossimo turno trasferta di Seregno, poi ci sarà il doppio incontro casalingo, Renato, con Bassano, Roller Bassano e poi col Trissino. E poi l'atteso incontro contro il Trissino. E allora qui dal Pala da Ferrarin di Breganze Fausto Pozzan ringrazia chi ci ha seguito, anche a nome di Renato Sergio e di Marian Monteano, operatore della piattaforma digitale Hockey Pista FISR TV, che ha consentito la visione di questo incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 2 stagione 2022-2023 di Hockey Pista, che ha visto la vittoria della formazione casalinga dell'Hockey Veneta Lab Breganze opposta all'Hockey Club Montecchio Precalcino per 4-1. Da Fausto Pozzan è tutto, a risentirci alle prossime occasioni.